che è di Padova, che è un istituto che si occupa di bachicoltura e giusticoltura. Come ha detto benissimo Tiziana che mi ha preceduto, attualmente stiamo cercando di immaginare altri usi per la seta che non siano solo quelli che riguardano il tessile. Questo per dare agli agricoltori e alle industrie delle possibilità molteplici di utilizzare la seta. Non si sente? Sì, la seta, diciamo che è un filato pregiato perché ha delle caratteristiche straordinarie che la rendono utilizzabile in moltissimi settori, in quello della moda e oltre al settore tradizionale dell'abbigliamento abbiamo quello anche rappresentato qui da Dorica, ad esempio dell'orafo, e tutto quello dell'accessoristica. Poi abbiamo il settore della cosmesi e del benessere, il settore del farmaceutico e medicale e quello di nuova esplorazione del protesico o ancora più nuovo dell'alimentare. E le proprietà della seta è quello di essere come tessuto molto leggero e comodo, di avere una tenacità del filo che la rende paragonabile all'acciaio, cioè è resistente come l'acciaio a parità di diametro. Voi sapete che la seta ha delle proprietà ottiche di lucentezza, è igroscopica, cioè è traspirante, quindi se uno indossa un capo di seta diciamo che si sente molto a suo agio perché la pelle si mantiene asciutta e fresca e dà una scarsa elettricità statica. Questo l'abbiamo già detto, è una descrizione. E quindi ha un buon potere isolante perché dà caldo d'inverno e fresco d'estate, è resistente al calore, ha un'azione anche protettiva che si esercita sotto forma di tessuto perché assorbe i raggi ultravioletti, ma anche quando la utilizziamo nei prodotti cosmetici perché appunto assorbe le radiazioni UV e protegge la pelle. È anallergica, anche questa è una proprietà importante che la rende utilizzabile ad esempio per l'arredamento, per accessori come coperte, cuscini e così via, per le imbottiture, e la sericina, che è una parte della sostanza contenuta nella seta, ha proprietà idratanti e lenitive. Per quanto riguarda il tessile, che è l'utilizzo tradizionale, noi sappiamo che in Italia abbiamo un distretto importantissimo che è quello di Como e produce una seta che è di altissima qualità. Lo standard che noi diamo per questa qualità è l'utilizzo di un filato che si classifica come 5A o 6A. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel paese che maggiormente produce la seta, che è la Cina, abbiamo un sistema di classificazione che va dall'1 al 6 e noi con la nostra industria consumiamo solo la seta più pregiata, quella a livello più alto, che è appunto classificata con questo 6. Quindi abbiamo bisogno di un prodotto di altissima qualità e questa qualità viene raggiunta quando tutti i parametri che definiscono il filato sono di altissima qualità. Basta che uno solo di questi standard sia al di sotto della media per abbassare la qualità complessiva del filo. Come si fa a fare un filo di seta di altissima qualità? Noi sappiamo che nell'ambito di un processo di trattura, cioè del processo che ci permette di arrivare dal bozzolo al filo, perdiamo una grandissima parte di prodotto, in parte proprio perché per ottenere questa qualità lo dobbiamo scartare, in parte perché è il processo fisiologico che ci porta dal bozzolo, che è formato appunto di due proteine, fibroina e sericina, a scartare la sericina, che è la colla che tiene unito il filo di seta, in parte perché dentro al bozzolo c'è la crisalide che rappresenta anche questo uno scarto, e quindi alla fine noi abbiamo che da 10 kg di bozzolo fresco riusciamo a produrre un solo chilo di seta. Cosa facciamo allora di tutto il resto che rimane da questa produzione?
Il settore tessile può lavorare anche una parte dello scarto della produzione della trattura e ad esempio i bozzoli di seconda scelta che abbiamo visto non possono essere utilizzati per la trattura, vengono usati per la cardatura, per ottenere cioè non un filato ma un fiocco di seta che può andare ad altri settori come ad esempio quello della produzione di imbottiture o tessuti misti. Il fatto che sia utilizzato la seta come imbottitura è un valore aggiunto per il prodotto che viene formato perché la seta non è aggredibile dagli acari, quindi per persone che hanno problemi di allergia questo tipo di prodotto tessile è molto indicato. Ma un altro dei sottoprodotti della trattura è la sericina. La sericina, come vi ho detto, è la colla che tiene unito il filo all'interno del bozzolo e noi la troviamo abitualmente in molti dei prodotti che andiamo ad utilizzare, ad esempio creme, pomate, shampoo, ma in quantità molto minima. Se voi leggete gli ingredienti ad esempio di alcuni shampoo, la sericina è presente ma allo 0,1%, quindi l'idea è quella invece di utilizzarla in maniera più massiccia e in maniera anche diversa. Come abbiamo cominciato ad esempio ad utilizzare la sericina? Cercando di creare un nuovo prodotto e una ditta di Lombarda ha creato Seri, che ve lo faccio vedere, è questo prodotto che serve per la pulizia del viso. In pratica sono dei bozzoli tagliati a cui sono state tolte le crisalidi e puliti e selezionati per l'omogeneità, per il fatto che non siano sporchi di nessun tipo di inquinante e vengono applicati sul viso una volta che la sericina viene sciolta e permettono appunto un trattamento profondo del viso. Ma ci sono altri settori in cui la seta può essere vantaggiosamente applicata. Quello del filo da sutura è un'applicazione che possiamo definire abbastanza tradizionale perché la fibroina è biocompatibile, quindi non dà fenomeni di rigetto, inoltre nel corpo umano viene riassorbita e in questa maniera ad esempio tutti i punti interni dati con la fibroina non hanno bisogno di essere tolti ma vengono col tempo riassorbiti. E una nuova invece applicazione è quella per scaffold, cioè supporto alla crescita cellulare e come protesi vascolare in maniera che ci permette di andare a sostituire dei vasi all'interno del nostro corpo che altrimenti non troverebbero altri materiali con cui potrebbero essere fatti. Non ci limitiamo a questo perché ad esempio ci sono già delle ditte italiane che realizzano delle garze antibatteriche di fibroina che vengono utilizzate per la cura di ustioni e ferite o anche per curare alcuni tipi di ferite anche croniche come quelle dei malati di diabete e poi la seta può essere anche utilizzata come perché all'interno di tessuti di seta molto sottili vengono integrati dei dispositivi elettronici, ad esempio anche uno di nuova diciamo, realizzazione è quello che permette a persone che hanno delle lesioni a livello cerebrale di inserire degli elettrodi nel cervello attraverso appunto un tessuto di seta molto, molto sottile che poi si disfa all'interno del cervello mantenendo in posizione gli elettrodi e permettendo il movimento degli arti. Un altro settore diciamo molto importante e in espansione è quello mangimistico. Voi sapete che c'è un bisogno crescente di proteine per l'utilizzo in zootecnia, ad esempio nei settori dell'avicoltura e dell'acquacoltura e specialmente nell'acquacoltura vengono consumate proteine che vengono date da pesci più piccoli per i pesci carnivori. Questo impoverisce i nostri mari, il fatto di nutrirli con la crisalide e quindi con insetti come era in passato e come sarebbe la loro normale alimentazione permette appunto di
risolvere uno dei problemi anche dell'alimentazione futura della popolazione. Dalla crisalide si ricava anche il 30% di olio, che ha una capacità curativa ed emolliente e può essere un utilizzo farmaceutico e cosmetico. Per quanto riguarda la mangimistica ancora non abbiamo una legislazione europea che ci permette di utilizzare gli insetti, però sappiamo anche che questo settore è in rapida evoluzione, quindi pensiamo che in breve saremo in grado di applicare alla mangimistica anche la produzione del bacco da seta. Quindi avremo un'economia circolare in cui praticamente i sottoprodotti della lavorazione rappresentano la materia prima di altri processi produttivi, e quindi noi riusciamo a aumentare il valore aggiunto di questi processi produttivi e quindi anche di remunerare in maniera maggiore tutti i settori della catena produttiva. E questo anche dal punto di vista ambientale è molto rilevante. Il nostro progetto però prevede soprattutto di improntare la produzione, in questo si vuole differenziare anche da quello che viene fatto negli altri paesi, per la qualità che vogliamo attribuire alla nostra produzione, e questo perché appunto il prezzo della seta è proporzionale alla qualità, e quindi se vogliamo pagare gli agricoltori dobbiamo produrre un prodotto di qualità, e per far questo dobbiamo dare delle regole precise che saranno stabilite attraverso un disciplinare. Noi abbiamo dei processi critici all'interno soprattutto del processo agricolo di produzione della seta, e questo riguarda sia la produzione di uova, sia poi abbiamo la parte di trasformazione industriale e l'essiccazione, e poi la trattura, che è un altro dei punti critici. Il nostro disciplinare di produzione agricola della seta etica dovrebbe riguardare tutte le parti della produzione del bacco da seta, a partire dalle uova, per poi definire anche la qualità delle cultivar di gelso, e per passare poi a definire le linee guida per gli allevatori, e anche la selezione dei bozzoli e la loro successiva commercializzazione. Tutto il processo dovrebbe essere tracciato e seguito dal punto di vista tecnico. La produzione del seme bachi è un processo, come spiegava prima Tiziana, che è abbastanza complicato e richiede parecchio tempo, quindi è un sistema che deve essere seguito da tecnici specializzati e fatto in ambienti puliti. Richiede 2 anni di tempo, perché si parte da linee pure per poi arrivare alla produzione di bacco da seta ibrido. E perché è importante produrlo qui in Italia e non importarlo? Perché potenzialmente potremo importare dei seme bachi di cattiva qualità, quindi portare anche delle malattie da paesi stranieri. Questo è il seme bachi che viene commercializzato sotto forma di telaini, li vedete a destra, le uova in nascita. Anche le cultivar di gelso sono molto importanti per determinare la qualità dell'allevamento, perché vediamo che hanno valori diversi di contenuto proteico nelle foglie a seconda delle stagioni, quindi è importante scegliere delle cultivar adeguate alle nostre esigenze, quindi il territorio, come diceva prima Tiziana, ma anche alla stagione in cui facciamo l'allevamento. E dobbiamo appunto cercare di determinare bene la qualità e la varietà che andiamo a impiantare, perché poi è difficile riconoscerla ad un esame visivo. Per quanto riguarda poi il prodotto finale, è importante che il contadino, sia l'agricoltore, sia ben allenato a distinguere e a fornire un prodotto di buona qualità, e quindi è importante che anche questo processo sia fatto in maniera adeguata per dare poi all'industria un prodotto di prima qualità. Qui vedete nella figura come il bozzolo prodotto può essere di qualità diverse, tutte quelle macchiature che vedete, quelle imperfezioni del bozzolo devono essere naturalmente scartate dal prodotto che verrà conferito in filanda, e quindi è importante che non solo ci sia una quota minore possibile nella produzione di questo tipo di prodotto, ma anche che se eventualmente presente questo venga scartato.
Ecco, diciamo che questi sono i punti fondamentali a cui attenersi per la produzione, quelli su cui stiamo lavorando per cercare di impostare una produzione di qualità. Grazie. Grazie Silvia.